La grande distribuzione impazza, i piccoli commercianti trovano il modo per contrastarla. Con questo intento l'amministrazione comunale ha dato vita a Natale di Stelle a Zelarino, una serie di iniziative messe in campo dal distretto del commercio urbano per promuovere appunto il commercio di vicinato e proseguire il processo di rilancio della terraferma. Una nuova modalità per rilanciare il commercio urbano, il commercio dei quartieri, il commercio dei centri storici, per contrastare la forte presenza della grande distribuzione e la concorrenza della grande distribuzione. Ci saranno i tradizionali mercatini, il trenino che collegherà i lati opposti di Zelarino, nel contesto di un particolare arredo urbano. E naturalmente, bambini, non mancherà l'appuntamento con Babbo Natale. Ma le novità non finiscono qui. Quest'anno, per la prima volta, in modo unitario e organizzato, tutti i commercianti promuoveranno il momento dei saldi e quindi la loro promozione in modo, diciamo, molto efficace da un punto di vista della comunicazione.